Sono disponibili presso qualsiasi ufficio postale le carte PostePay valevole come borso di studio per le famiglie degli studenti beneficiari individuati dalla Regione per l'anno scolastico 2022-2023. A darne notizie la dirigente del settore della pubblica istruzione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Maria Antonietta Testone. Per riscuotere la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi ufficio postale secondo alcune precise modalità. Per coloro che nell'anno scolastico 21-22 hanno già ricevuto la carta PostePay con il relativo beneficio, se sono risultati beneficiari anche per l'anno scolastico successivo, il 22-23, potranno ritirare il proprio contributo presso qualsiasi ufficio postale, esibendo semplicemente il codice fiscale e un documento in corso di validità. Chi risulta beneficiario del contributo per la prima volta occorrerà recarsi presso qualsiasi ufficio postale, comunicando all'operatore di dover ricevere la borsa di studio per l'anno scolastico 22-23 attraverso la consegna di una nuova carta PostePay borsa di studio, esibendo anche in questo caso il codice fiscale e un documento in corso di validità. Per gli studenti minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore con un documento di identità dello stesso e dello studente, il codice fiscale del genitore e dello studente in originale. Per quanto concerne le difficoltà riscontrate nell'utilizzo delle somme lamentate da molti beneficiari delle borse di studio, per l'anno scolastico 21 e 22 viene precisato che il Dipartimento regionale non ha competenza e per ricevere assistenza si potrà contattare l'email iostudio@istruzione.it.